Davis Gava, siamo qui a San Fior per affrontare o comunque conoscere meglio la tua storia. Partiamo da una data importante. Il 14 settembre del 2021 è una data che resterà indelebile nel tuo percorso personale. Che cosa succede in quella data? 14 settembre 2021 è la mia rinascita grazie a quel donatore che era iscritto al registro IBMDR, internazionale dei donatori di midollo osseo, che ha dato la possibilità a me di guarire dalla leucemia linfoblastica da cui sono affetto dall'agosto 2016, che ho intrapreso il mio percorso di cure, poi ho avuto una ricaduta tardiva nel dicembre 2020 e poi lì ho intrapreso tutti i percorsi chemioterapici, radioterapia e quant'altro in ottica trapianto. Trapianto che è stato reso disponibile da questo donatore perché tra i familiari è stato guardato, ricercato, però non c'era la compatibilità, quindi si è andato da registro internazionale e è stato trovato questo donatore esterno in cui si era reso disponibile e si era iscritto al registro internazionale e quindi è stato chiamato e lui ha risposto presente e se non ci fosse stato quello forse io non sarei più qui. E, mm, In questi 4 anni, come sono andati? Come è andato il percorso post-trapianto e cosa ti ha dato la forza, magari anche nei momenti più complessi, comunque di guardare al tuo futuro? I 4 anni dal trapianto, il trapianto è stato il punto di l'anno zero. Poi ci sono state degli inconvenienti che purtroppo sono da mettere in preventivo. Sono successe delle cose, insomma, un rigetto intestinale, un piccolo rigetto che poi ho intrapreso una cura con cortisonici. Cortisonici hanno aiutato a guarire da quello, però hanno fatto dei danni nel mio sistema, nelle mie ossa, insomma, nelle articolazioni in cui hanno degradato le mie ossa. Ad ora sono qui con 2 protesi di anca e ginocchio, che però insomma ho vissuto molto più facilmente, avendo passato insomma ormai 9 anni da questa malattia che ti insegna veramente il valore della vita e lottare per le semplici cose che ti danno soddisfazione, in senso. Ora ho intrapreso anche la mia vita quasi del tutto normale, ovvero come ero prima, in senso sono tornato nelle mie associazioni di pro loco, di sagre qui del territorio del mio posto, del mio comune e sono entrato a far parte di ADMO, che è l'associazione dei donatori di midollo osseo. In senso io non posso essere utile da donare e quindi ho avuto da ADMO qualcosa che mi ha spinto a dare anch'io a loro quello che posso nel mio essere ora. Quindi tu hai messo, insomma, la tua esperienza, la tua storia a servizio di un'associazione che possa aiutare altre persone che stanno intraprendendo un percorso di cure. Ci puoi ricordare, come si può dal punto di vista pratico dare un supporto a questa associazione? ADMO è un'associazione che si occupa nel sensibilizzare le persone e che far capire cosa fa. ADMO lavora per iscrivere delle persone dai 18 ai 36 anni non compiuti con un peso superiore ai 50 kg e che gode di ottima salute per essere disponibili a salvare una vita come lo è stato quell'1 su 100.000 che fatalità la compatibilità media da esterno è 1 su 100.000 e da familiare è 1 su 4 di media. Quindi essere disponibili, cioè si iscrive, si resta a registro ed eventualmente c'è una persona che ha bisogno, si viene chiamati a fare degli approfondimenti e vedere se eventualmente andare alla effettiva donazione. Non è come Avis che si va a donare quando si vuole, cioè ci si iscrive entro i 36 anni e si resta disponibile fino ai 55. Però l'iscrizione deve essere fatta entro i 36 e non è una cosa che capita tutti i giorni di essere chiamati perché si è compatibili, ma
può essere che si venga chiamati, come nel tutto il tempo di disponibilità al registro non si venga mai chiamati. Quindi ci sono delle campagne anche poi di kit salivare, che con una semplice raccolta di saliva si fa il campionamento del patrimonio genetico, o altrimenti ci sono tutti i centri trasfusionali della provincia di Treviso, perché ADMO lavora a livello provinciale, ha sede a Mareno per Treviso, e si va nei centri trasfusionali, si fa un semplice prelievo del sangue, un colloquio con un medico, e se si è idonei si viene iscritti e si resta al registro internazionale, che il donatore può donare anche per uno che ha bisogno dall'altra parte del mondo, cioè si va a donare qui a Verona per i veneti e poi la logistica viene eseguita da altre persone, però questo valore di donare una possibilità di vita a chi ha bisogno, perché il trapianto di midollo osseo guarisce da malattie come leucemie, linfomi, malattie rare, quindi malattie che ci va di mezzo la vita. In alcuni casi è proprio la salvezza, perché non c'è chemioterapia o radioterapia che tenga nel frattempo. Chi ha la fortuna che in questo tempo che si aspetta il donatore che arrivi c'è la chemioterapia che può aiutare, ma c'è chi non ha la chemioterapia e la radioterapia che aiuta, quindi ha bisogno del trapianto, e quindi abbiamo bisogno della persona che sia quella giusta e che salvi una vita, come lo è stato per me. Stiamo parlando appunto di donazioni, di donatori. Tu hai mai avuto modo di sapere o di conoscere chi è stato il tuo donatore o magari di dirgli qualcosa? Insomma, come La funziona? donazione è anonima e gratuita, cioè il donatore non sa a chi va e il ricevente non sa da chi riceve. La donazione viene fatta da un semplice, per il 98% dei casi ormai, da donazione come di sangue, nel senso viene prelevata da un braccio, viene filtrata su un macchinario e poi viene rinfuso quello che non è la cellula staminale, che è quella che riproduce tutte le componentistiche del sangue, globuli rossi, globuli bianchi e le altre parti, e il 2% dei casi si dona da creste iliache, che sono le creste del bacino, e il midollo osseo non c'entra niente col midollo spinale, quindi la colonna vertebrale non viene toccata e viene fatta un'anestesia, viene fatto un prelievo dalle creste iliache per la quantità in cui ha bisogno il ricevente, perché se è un bambino piccolo ha una quantità inferiore, se è un ragazzo come me ha una quantità superiore. E è tutto anonimo, gratuito, c'è una gratitudine immensa. Io sono stato dalla parte del ricevente, ma penso anche dalla parte del donatore ci sia una gratitudine immensa, anche se non si sa chi è, sapere che si è stati utili a dare una seconda possibilità di vita a una persona che non aveva altre possibilità. Poniamo che questo video, questa intervista la stiano guardando persone giovani o meno giovani che comunque stanno affrontando un percorso di cure come quello che insomma hai dovuto affrontare tu. C'è qualcosa, un consiglio, anche un semplice messaggio che ti sentiresti di dare sulla base di quello che hai vissuto tu? Di tenere sempre duro e guardare giorno per giorno e non ponersi in modo negativo. Se un giorno è negativo, che lo è, che lo diventerà per sempre, e cercare di essere sempre col sorriso e dare buone impressioni all'esterno, che così poi viene ricambiata anche con la persona che in verità non è magari nel periodo migliore della sua vita, insomma. C'è un augurio che invece fai a te stesso per il futuro, per i prossimi anni? Ma di sperimentare tutto quello che ho messo da parte da quando ho 15 anni, che magari ho messo da parte per la cura che avevo bisogno di fare, insomma.